Spagna è stata una vittoria, poi nella comune valutazione della gente, nel cosa, no? Anche se poi siamo stati così bravi da aver vinto anche in Germania, però la vittoria dei mondiali vera resta ancora quella dell'82 più che quella della Germania, no? Ma anche quella arrivò al termine di un periodo durissimo, no? A parte che il calcio italiano veniva da uno scandalo epocale più grosso di quello di Calciopoli, perché lì c'erano giocatori che erano stati arrestati nello spogliatoio per il cambiamento della polizia, entrati in campo, Paolo Rossi squalificato, poi riqualificato e portato in nazionale, e soprattutto la fase iniziale, no? Perché nel girone iniziale di Vigo giocavamo malissimo, no? Facevamo 3 pareggi ma stentati contro 3 squadre come il Cile, la Polonia e la Nigeria, no? Perù, sì, giocando malissimo, con critiche feroci, tant'è che Bearzot cacciò fuori tutti, silenzio stampa con i giornalisti, mandò fuori anche il presidente federale che era allora, no? E poi disse, tanto per sottolineare che faceva le cose seriamente, quando bandì il silenzio stampa, non parla nessuno, uno solo poteva parlare e lui designò a portavoce, no, era questo è proprio